Ai. È lui? Vaticano, me lo sento il Vaticano questo, Buonasera cari fratelli e care sorelle. Buonasera Santo Padre. Come sta? Tutto bene, tutto bene. Siamo qui in questa giornata per parlare della televisione Lo so. e delle comunicazioni. Argomento molto interessante. Bene, grazie Santo Padre. Dica. Certo, perché anche nella televisione, che è un grande comunicatore, ci sono dei buoni esempi. Sì, anche dei cattivi, sinceramente, Santo Padre, dai. Sì, ci sono anche cattivi esempi, ma anche belli esempi di pace e di amore. Ah, vede? Bah, meno male che li ha trovati. Certo. Ma tipo il Santo Padre in televisione cosa guarda? Tipo i reality, li guarda Santo Padre? Certo, Petro, io ho guardato anche Grande Fratello. No. Vedi? Sì, Grande Fratello e sorelle. Non ci credo. Non ci sono le sorelle. Comunque, vabbè, ha visto anche l'edizione di Fedro? Ma va. Certo, Pedro, vedi? ho votato molto per te. Ma come ha votato? Mandava gli SMS per... Certo, montavo tanti sms per votare Pedro. Sì, ma scusa, Santo Padre... Si votava per cacciare una persona, quando si scusi. vota, non per Infatti ho votato molto. Santo Padre, scusi. lo voleva cacciare? Sì. Ma come sì? Perché dovevi uscire, Pedro, per purificare il tuo spirito. Ma io mi sono purificato anche troppo nella casa, Andate Santo lì, Padre, tranquilli. lasci fare. E hai commesso peccati di aria. È vero, lì ha Ma non ragione. esistono i peccati di aria. Che Esistono. peccati sono? raga? È meglio non dirlo, Ma non esiste. Hai fatto un sacco di peccati d'aria Ma non all'interno esistono della i casa. peccati d'aria. Ha fatto bene a Mi cacciarti. sono purificato, va bene? Ha fatto bene a mandare gli SMS per Oh, cacciarti, Ma per esempio l'isola dei famosi anche la guarda? Sì, è molto bella l'isola dei famosi, ci sono tanti bei personaggi. Beh, Ma tipo? Daniele Battaglia e Gandalina li Goria. conosce, Ho eh? capito, ma che esempi sono? Scusi, non è che quelli sono buoni esempi. Intellettuali molto bravi. Sì, ma c'era anche quel censurato di... Parlava intellettuali, Aldo Busi. C'era anche Aldo Busi, Santo Padre. ha parlato male anche di lei, mica guarderà Aldo Busi. Alto Pusi, ha parlato male di me? Beh, l'avrà saputo, no? L'hai fatto incazzare un'altra volta. Vabbè, capito, si incazza adesso. È successo settimana scorsa. Santo Padre? Non se la prenda troppo, dai, è stato eliminato, è stato censurato, basta, Mica, finito. Poi lei Pronto? dovrebbe essere contro la censura. Ma che rumore è? E sono messaggini SMS. Ma che state facendo, scusi? E io e i miei cardinali stiamo mandando messaggini Ma per cosa? per eliminare Aldo Busi. Ma abbiamo detto che è già stato eliminato, Santo Padre. Meglio essere sicuri. Santo Padre. Ma come li mandate sti SMS? E stiamo investendo l'8 per 1000 in messaggini. No, l'8 per 1000 no, l'8 per 1000 no. E certo è ben investito per una buona causa. Basta con questi messaggini, arrivederci Santo Padre. Salve, arrivederci fratelli. Capito dove finisce l'8 per 1000? Sul televoto. Ma scusa, Però Santo Padre. sono riusciti a cacciare il Busi, Ho capito però.